Una buona serata, un ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, serata particolarmente ricca quest'oggi, tanti temi. Buonasera Ermanno Casel, buonasera Ermanno. Buonasera Tullio. I temi sono buoni, sono interessanti. Parliamo finalmente di Venezia, è l'eterno problema, perché ormai sono tanti i problemi che si stanno accumulando su questa città, è una città che non merita il disastro che sta succedendo, il trattamento che ha. Diciamo che si sta dimenticando quello che è stata l'importanza di Venezia in tutti questi secoli, la repubblica più antica e più longeva al mondo, e che ha saputo trasformare una palude in una reggia, e non c'è posto di Venezia dove non ci sia un'opera d'arte. Ecco, questo è quello che vogliamo dire. Come viene trattata Venezia è oggetto di questa serata. Stiamo maltrattando Venezia e qui abbiamo degli ospiti in questo senso. Poi parleremo della sanità, anche qui è un grosso problema, la sanità che sta cambiando radicalmente perché il mercato sta trasformando quello che è il mondo della sanità. Naturalmente poi nel memento avremo delle ricorrenze sulle cose che non vengono fatte a Padova o in Italia, o comunque le cose che vengono trascurate. La lentezza della burocrazia determina un rallentamento di quello che è lo sviluppo del paese, della città e comunque del Veneto. Quindi questi sono, ma con noi abbiamo degli ottimi ospiti per parlare di Venezia, che è la prima parte. Poi invece parleremo sempre con questi ospiti degli avvenimenti storici che sono appunto delle ricorrenze, che parliamo questa sera di Mussolini. Ci sono le ricorrenze e poi della morte di Papa Luciani. Certo, presentiamo gli ospiti innanzitutto. Allora inizio come sempre dalla mia sinistra. Buonasera al professor Stefano Boato. Buonasera, urbanista, possiamo sintetizzare come urbanista allo IUAV. Al suo fianco Tommaso Cacciari. Buonasera Cacciari, grazie di essere qua. Lei è, grazie a voi. Insomma, come possiamo dire, la figura di riferimento del comitato No Grandi Navi a Venezia. Un attivista. Un attivista, mettiamo così. Poi salutiamo il professor Giuseppe Tattara. Buonasera professore. Lei è stato docente di economia internazionale a Ca' Foscari, no? Buonasera, grazie di essere qua anche lei. E poi Elio Armano. Buonasera Armano, uno scultore padovano ma anche amministratore negli anni passati. Buonasera anche a lei, grazie di essere qua. Armano, iniziamo con le ricorrenze storiche allora. Sì, direi, cominciamo con le ricorrenze storiche, ce ne sono di interessanti e prego. Allora, iniziamo intanto con la sigla di Memorandum, sentiamo un pochino di che cosa ci occupiamo questa sera allora. Memorandum, storia e memoria. 23 settembre 1943. Benito Mussolini, dopo la liberazione da Campo Imperatore, costituisce la Repubblica Sociale Italiana. 28 settembre 1943. I napoletani insorgono contro l'esercito tedesco che occupa la città. Ecco, oltre a queste due ricorrenze abbiamo anche la ricorrenza della morte di Papa Luciani, Giovanni Paolo I, lo ricorderete, il 28 settembre del 1978, e anche questa una morte sicuramente dagli aspetti controversi. Ma allora iniziamo con Benito Mussolini e noi vi proponiamo un breve servizio dell'Istituto Luce riguardante appunto la liberazione di Mussolini quando era appunto prigioniero a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Vediamo. Vediamo le prime ed autentiche riprese della liberazione del Duce. Marcia attraverso gli Abruzzi di un gruppo della squadra speciale costituita su ordine del Führer per la liberazione del Duce. Il comandante del reparto di paracadutisti impartisce gli ordini per l'occupazione della stazione a valle della periferica che costituisce l'unica comunicazione con la vetta. Nel frattempo sono atterrati sul massiccio montagnoso degli Abruzzi paracadutisti, soldati delle formazioni SS e del servizio di sicurezza, e si vanno all'assalto dell'edificio nel quale il Duce è tenuto prigioniero dai traditori.
Duce è libero. Gli uomini del servizio di sicurezza e delle formazioni SS e di paracadutisti hanno eseguito l'incarico del Führer. Mediante comunicazione radiotelefonica, la stazione a valle viene informata della liberazione del Duce. Con la teleferica vengono mandati rinforzi alla Vezza. Il Duce sale su di una cicogna. Il Duce con il suo liberatore, capitano delle SS Scorseni. Il decollo dal ristretto pianoro della vetta costituisce un capolavoro di perizia aviatoria. Il volo verso il quartiere generale del Führer. Allora, ecco, questo un po' in sintesi, diciamo, quello che avvenne, musica ovviamente trionfale e toni come se si fosse trattata di una grande operazione militare. Poi di fatto effettivamente non fu così, si sparò anche poco, effettivamente, quasi nulla in questa occasione. Non so, Elio Armano vuole dire qualcosa, questa liberazione? Che significato aveva? Mi fa tanta tristezza vedere queste cose, perché penso alla mia famiglia, penso a tutto quello che tanti italiani che erano dall'altra parte o che erano andati a finire dall'altra parte, visto il disastro dell'epilogo del fascismo, hanno subito. Poi chiamarla liberazione, era una liberazione vista dall'altra parte della barricata. Cioè i tedeschi liberarono un italiano dagli italiani o dalla monarchia o dal re che aveva consegnato il paese per un ventennio a Mussolini e al fascismo. Però mi viene anche in mente che c'erano da qualche anno le leggi razziali. Io sono nato nel 1945 e tutte queste cose le ho lette, le ho sentite. C'erano le leggi razziali che sono state la tragedia finale della parabola del fascismo, e c'erano i campi di sterminio in quegli anni che andavano a pieno regime, come si può dire. Quindi vedere tutto questo dovrebbe servire a farci riflettere sul fatto che qua e là nel mondo, ma anche in Europa, ci sono ancora personaggi che forse non hanno l'attrezzatura culturale per comprendere, ma che pensano a questi episodi, a questa fase della storia, come qualcosa in qualche modo da emulare. Certo. Ecco, beh, una liberazione che, come dire, appunto desta un po' sospetti nell'operazione, Ermanno, no? Dicevo prima, non si sparò quasi per nulla, ci furono 2 morti, diciamo, insomma, una cosa organizzata chiaramente anche nella difesa, no? Ma quello che si sa di certo, intanto Mussolini non è stato portato a capo imperatore per caso, lui era a Ischia e i tedeschi lo sapevano, poi fu portato a capo imperatore e lì non si capisce perché non è chiaro quanto ci fosse di connivenza col vecchio sistema e con invece l'armistizio con gli alleati. Sostanzialmente non ci fu opposizione. La prima richiesta era che Mussolini, se fosse stato un tentativo di liberazione, doveva essere sacrificato, doveva essere ammazzato. Poi ci fu un contrordine e quindi quando arrivarono i tedeschi lo lasciarono libero. Si presume, ma non ci sono le prove, che in realtà Graziani non avesse tutte le intenzioni di lasciare libero Mussolini agli americani, perché chiaramente poteva essere una fonte nociva per lui, perché aveva partecipato alle guerre in Abissinia, alle stragi di centinaia di migliaia di
persone in Abissinia, in Etiopia, in Libia, parliamo di milioni di persone e spesso purtroppo nelle scuole queste cose non si raccontano. Si dice più volentieri italiani brava gente, ma se si leggono i libri dove c'è questa documentazione è da restare allibiti. Quindi Mussolini era tra coloro che sono sospesi se lasciarlo ai tedeschi o agli americani, lo lasciarono ai tedeschi. E in cambio ci fu la possibilità da parte del re di scappare senza lasciare alcuna indicazione alle truppe che caddero in mano a quelli che erano prima gli alleati, quindi ai tedeschi, e sappiamo tutta la carneficina che ne nacque. Certo, certo. Boato, vuole aggiungere qualcosa? Mussolini forse non sapeva quale sarebbe stato il suo destino in questo momento, no? Quando viene liberato e viene portato in Germania poi alla fine da Hitler. Sì, ma io ero troppo piccolo, sono nato nel 42, però so cosa significava perché avevamo anche i partigiani nascosti in casa e mio padre aveva avuto, e mia madre aveva avuto il rischio di ricoverare e di nascondere persone. In quell'epoca non era una roba che si poteva fare con troppa superficialità, però in realtà a Venezia in centro furono una serie di episodi, alcuni episodi, ma fu più che altro quello che alcuni, anche parenti, anche cugini, anche gente che era stata su in Alpago e poi nel centro del Veneto, quindi però noi tutte queste cose le sappiamo perché ce le hanno loro raccontate. Noi eravamo ancora bambini e loro hanno provato a farci capire cosa voleva dire tutto questo. Però in realtà noi stiamo solo ripensando a quello che i nostri genitori hanno fatto. Io devo dire che siamo solo che grati e anche riconoscenti, perché bisognava anche avere coraggio, perché adesso è facile, noi al massimo abbiamo fatto qualche manifestazione politica, penso agli anni passati e altre cose, ma quello era molto più difficile, rischiare la vita non tanto per se stessi ma dell'intera famiglia e addirittura di parenti, perché non è che si scherzava a quei tempi. Certo, come diceva prima, non si può, come sono diceva cose che non si Armano, a me pare, a noi pare follia, insomma, che ancora oggi qualcuno abbia voglia di riprendere queste addirittura inneggiandole, perché al limite si può capire che in buona fede una parte di quelli che le hanno fatte e difese, quei regimi anche degli ultimi 2 anni, si può in qualche modo cercare di capire, perché qualcuno poteva averci messo anche nella buona fede, ma a parte che bisognava rischiare, bisognava decidere da che parte, decidere da che parte stare, e io questo non lo dimenticherò mai, perché so cosa significa, visto che me l'hanno spiegato concretamente. Ma quello che non possiamo capire è che oggi qualcuno abbia voglia di inneggiare a quel tipo di regimi, perché questa cosa per me oggi avendo la lezione della storia, mi pare assolutamente inaccettabile, oltre che indecente. Ma posso intervenire un attimo? Io credo che quello che dice giustamente il professore è perfetto. Il problema è che nelle scuole non si racconta cosa fu il fascismo, cosa fu il nazismo. Si accenna ogni tanto nelle ricorrenze, ma non è sufficiente. Il quotidiano del fascismo non viene raccontato, e questa è la cosa grave. E allora i giovani, se si trovano di fronte a una scelta, per esempio sull'immigrazione, chiaramente scelgono da quella parte, ma confondono un mondo terribile che è stato con un'esigenza magari di difendere il territorio secondo la loro immaginazione, secondo la loro convinzione, oppure difendere la famiglia piuttosto che difendere la cosiddetta patria, eccetera. Questo è grave, e quindi i giovani sono quelli a cui noi abbiamo insegnato
che se i giovani si pongono in quella posizione la colpa è nostra. Cosa dice Cacciari? Di quello che diceva rispetto al documento mi sembra che sia, se contestualizzato, diciamo un bel documento, ma contestualizzato in un'operazione di propaganda, credo proprio schietta, dell'ultimo colpo di coda di un regime ormai alla frutta, in cui tra l'altro si accenna anche bene il ruolo di asservimento di Mussolini ai nazisti tedeschi. Per il resto io sono nato nel 77, però il fascismo l'ho studiato a scuola, giustamente per quel poco che te lo fanno studiare a scuola, all'università, nei centri sociali. Credo che l'orrore per quel regime, come per tutti i fascismi che si sono sviluppati in Europa e non solo in quel periodo, credo che debba restare molto vivo, e non solo per le persone, no, che ricordava Elio Armano, che forse con pochi strumenti, no, scimmiottano e emulano e credono che si rifanno direttamente al scimmiottamento di quel periodo lì e di quella storia lì, ma anche rispetto a tutte le forme nuove in cui i diversi fascismi si articolano in termini anche diversi, nuovi, contemporanei, che non sono meno violenti, non sono meno insopportabili, non sono meno razzisti, non sono meno cruenti. Ecco, credo che al di là delle doverose manifestazioni, magari quando formazioni che si richiamano esplicitamente, no, al fascismo, al nazismo, ormai senza più neanche il minimo senso di vergogna, credo che dobbiamo da antifascisti anche continuare a difendere quelle libertà, quei diritti, quella civiltà che viene messo in pericolo anche da nuove pulsioni che magari non si richiamano direttamente a quella pagina di storia. Certo. Professor Tatara, è stata insegnata male la storia? Beh, certamente, poco e male, come hanno detto peraltro. Come hanno detto peraltro i miei colleghi, io mi associo a tutto quello che è stato detto e non aggiungo. Benissimo, allora passiamo alla seconda ricorrenza, perché poi ne abbiamo altre due, quindi è bene che andare avanti veloci. Allora andiamo al 28 settembre del 43, andiamo a Napoli e ricordiamo la ricorrenza, la introduciamo con questo breve pezzo di un film di Nanni Loi intitolato Le 4 giornate di Napoli. Vediamo. Ma dove chiaro? Ma dove va? Ma ti me lo coppo da te. Metti la carta piano. Venite qua, aiutatemi. Chi è macchina? Alla mattina. Piano piano. Guarda, piano. Per queste anime innocenti. Yam, se non mi passa! Yam! Sì, dai! La verità! Affacciatevi! Guardate! Affacciatevi! Guardate! Guardate! Affacciatevi! La verità! Affacciatevi! Dammela a me! Napolità, aprite le finestre, uscite! Napolità, guardate che hanno fatto i tedeschi! Li dobbiamo vendicare a questi poveri fratelli nostri! Uscite, sono morte per voi! Aprite le finestre, sono caghi da me! Ecco, un brano breve di questo film che fu candidato all'Oscar, con anche attori che poi ebbero successo come Gian Maria Volonté e Lea Massari. Allora, qui abbiamo visto un breve spezzone dove appunto gli insorti invitano gli altri napoletani a ribellarsi. Qui il confronto poi appunto la popolazione insorse combattendo, reagendo con quello che avevano. Armano, qui forse nasce anche la resistenza qua. Certamente, è una pagina di Napoli poco conosciuta, perché di solito il Sud viene tralasciato da una riflessione su questi episodi, però a Napoli fu una cosa
veramente forte. Come fortissimo fu, mi ricordo quando lo vidi, questo film. Tra l'altro aveva un bianco e nero che non è così sciupato come adesso, era molto marcato, e con questa musica sullo sfondo, e mi ricordo che c'è il Vomero sopra dove erano rinchiusi i fascisti, i tedeschi, e c'è un Nanni Loi che in quei tempi, io mi ricordo, faceva Specchio segreto, che dimostra con questo film di ricollegarsi alla grande pagina del cinema neorealista, che tanto ha dato in quegli anni alla crescita di una coscienza democratica, di una coscienza civile nel nostro paese. Ricollegandoci al discorso di prima, c'è un problema di memoria, c'è un problema di trasmettere le esperienze che sono state condotte, e sembra quasi che sia interrotta questa trasmissione della memoria per tante cose. Il tempo certamente è il colpevole maggiore, ma anche perché c'è l'impressione, guardando queste cose, che la Resistenza non sia mai stata digerita del tutto come elemento fondante della storia democratica del nostro Paese. Io sento spesso, guardando queste cose, ma anche nei discorsi di oggi sento di discorsi di tanti italiani come noi, che le fondamenta non sono state salde come sembravano o come dovevano essere. Certo, Boato. Non ho molto da aggiungere, ma il problema è che il passaggio degli ultimi giorni, come è stato per Napoli, così è stato da noi negli ultimi giorni, ma bisogna aver avuto l'informazione che non c'è nei libri di scuola, non c'è mai stato a scuola questo tipo di passaggio, di quelli che avevano passato anni in montagna e che avevano passato anni le cose che ci raccontavano, anche di solo passare dalla montagna a Venezia era un problema, perché era un problema solo spostarsi con le armi, era un problema solo spostarsi nei mezzi pubblici avendo un controllo che poteva capitare in qualsiasi momento, per cui lo scoppio degli ultimi 2 o 3 giorni, la resistenza in piazza tipo Napoli, è una cosa diversa da quella che ha dovuto durare 20 anni per alcuni di loro, perché quasi, non dico tutta la loro vita, ma insomma me l'hanno raccontato zii, cugini, oltre che mio padre e tutti i loro amici. Loro erano solo Giustizia e Libertà, presumo che sappiano moltissime cose le brigate garibaldine, ma per esempio c'erano varie formazioni e tutta questa gente viveva da anni in città, stando attenti a come si muovevano, a come parlavano, a come si passava. Solo spostare con le barche le armi era un problema, nel senso che se ti trovavano il problema poi si ribalzava non solo sulla persona, ma sugli amici, i parenti e tutto il resto. Per cui io capisco moltissimo il momento dello scoppio finale tipo Napoli, e probabilmente ci sono delle situazioni specifiche che innestano un processo, però va capito cosa vuol dire avere il coraggio di tener duro per 20 anni e costruire una rete di rapporti senza sapere se e quando riuscirai a... Certo. Credo che la cosa da ammirare di più è questa costanza, questa serietà, questo rischio, che è diverso dal momento di esplosione, perché magari è più facile in una situazione di esplosione tener botta per 1, 2, 3, 10 giorni. Certo. Altra cosa è tener duro per 10, 20, 30 anni per alcuni di loro. Certo. Ermanno, un'insurrezione che arriva dopo i bombardamenti anche americani, no? Ricordiamo che gli Stati Uniti... Sì, gli Stati Uniti bombardarono a tappeto, la guerra degli alleati fu di bombardare le città. Pochi di noi si ricordano perché
È vero che ci hanno liberato, ma quando noi abbiamo pagato la liberazione anche quando non c'entravamo. Io ricordo che lanciavano dagli aerei le famose bombe penna o bombe farfalla. Erano degli ordigni che sembravano aggeggi un po' particolari, avevano delle ali, non è che fossero delle farfalle, ma per capirsi le chiamavano così. Le prendevi in mano, esplodevano, ti partiva una mano e restavi senza. Oppure delle penne, cercavi di aprirle e si innescava e esplodevano. Questa era la guerra, l'altra faccia della guerra degli americani e degli inglesi. Bisogna ricordare che le guerre sono fatte così, per cui evitiamo qualsiasi tipo di conflitto, perché il limite, quando incomincia, non c'è più limite. Napoli si rivolta perché i fascisti non hanno capito i napoletani, perché i tedeschi non hanno capito i napoletani e i napoletani a casa loro fanno quello che vogliono, come fanno normalmente. Noi li disprezziamo, li guardiamo dall'alto, ma quando Garibaldi arrivò a Napoli, prese sotto braccio il capo della camorra, lo portò in banca, al Banco di Napoli, e gli fornì una quantità di denaro, e la camorra era dalla parte di Garibaldi, perché Garibaldi a Napoli rischiava, perché Cavour aveva mandato a Napoli dei messi che dovevano far sì che la camorra ammazzasse Garibaldi. Quindi le cose non sono così belle, tranquille come sembrano, come si raccontano a scuola, no? L'incontro di Teano, ma è esistito, però abbiamo addirittura dei quadri dove Garibaldi sporge la mano e la stringe a Vittorio Emanuele II, cioè delle cose inaudite. Così vale anche per Napoli l'ultima guerra, non si raccontano mai le cose come effettivamente sono successe, non si può solo raccontare la rivolta di Napoli, è il contesto, il momento, il motivo scatenante per cui i napoletani non si identificavano né con gli alleati e né con i nazisti e i fascisti. È l'unico fenomeno dove c'è una sconfitta. C'è una battaglia, sono 300 morti a Napoli, non è che si sparano così delle cose, è gente che muore e che lascia una traccia profonda nella città. Però questi sono i napoletani che hanno degli aspetti che sono veramente fantastici. Bene, allora volete aggiungere qualcosa? Se no passiamo invece a parlare di un veneziano a questo punto, comunque una figura che a Venezia ha avuto sicuramente molta importanza. E parliamo di Giovanni Paolo I, Papa Luciani, nella ricorrenza appunto 23 settembre 1978 della sua morte, una morte inattesa, scriviamo nel titolo. Lo presentiamo con questo servizio. 28 settembre 1978 muore Papa Giovanni Paolo I, il Papa del Sorriso, eletto il precedente 26 agosto, se ne va nella notte del 28-29 settembre 1978, dopo soli 33 giorni di pontificato, un evento inatteso e scioccante per la Chiesa Cattolica. Il nuovo Papa, ancora relativamente giovane, 66 anni da compiere, e senza apparenti problemi di salute, fu stroncato nel suo letto da un malore riconosciuto nell'immediatezza come infarto miocardico acuto. In mancanza però di un vero bollettino medico e senza lo svolgimento di un'autopsia, le cause del decesso restano ancora oggi incerte. Ma questa morte improvvisa del Papa solleva molti interrogativi. Così, da subito cominciarono a circolare ipotesi molto diverse da quella ufficiale. Si parlò di un omicidio architettato da alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, in particolare a quella dello IOR, l'Istituto per le Opere Religiose, diretto all'epoca dall'arcivescovo Paul Marcinkus. Armano, cosa dice? Siamo stati, come dire, un po'... Devo cominciare sempre. Ma sì, dai, cosa vuole che sia? No, avevate parlato all'inizio di Luciani come un veneziano. Sì, qui siamo costretti a fare almeno in questa prima acquisito. in questa prima parte della trasmissione, dove ci sono cose pregnanti di questi giorni,
a fare un Amarcord, e io posso fare un Amarcord davvero diretto perché io l'ho conosciuto, Albino Luciani, quando ero ragazzino, perché la mia famiglia aveva dei parenti nell'Agordino esattamente a Forno di Canale, che poi hanno ribattezzato Canale d'Agordo, nella valle del Viois, dove vai su da Cencenighe, vai su verso il passo Falcade, spesso passo San Pellegrino. E Luciani l'ho conosciuto che ero ragazzino, quando era vescovo di Belluno, prima di andare a Venezia. E vi posso raccontare un particolare curioso, io non so, questa è dietrologia, perché sempre si è sentito parlare di questa fine improvvisa. Comunque io vi posso dire una cosa, io vengo da una famiglia laica, addirittura ci chiamavano ebrei perché mio nonno era uno spretato, non era più andato in chiesa, e ci chiamavano ebrei in senso dispregiativo poi, quando erano ancora calde le ceneri dei forni crematori. E io a Forno di Canale dipingevo da bambino, mia nonna mi aveva regalato un cavalletto con i colori ad olio e mi mettevo là a dipingere la piazza, e c'era questo prete all'antica con la tonaca, cioè, che tentava di parlare con me, no? Però io mi ritiravo sempre di più dalla mia parte con il cavalletto, e questo era il Papa, quello che sarebbe diventato il Papa, perché quello era il suo paese, c'era la sua famiglia, ci sono ancora adesso i Luciani, e tutto il resto mi fa pensare, e chiudo, anche allo sfondo che ha portato alle dimissioni di Papa Ratzinger, a proposito di tutte le cose che si sono dette nell'ultima parte del servizio. Questo intreccio tra il potere del capitale, dei quattrini, le banche, lo IOR e l'attività di coloro che esercitano il loro mandato pastorale è qualcosa che viene da lontano e si produce anche nei nostri giorni, insomma. Non a caso Francesco, il Papa di adesso, se ne abita a Santa Marta, ma non dentro i palazzi vaticani, ma non dico altro. Aspetto le grandi navi. Sì, adesso ci arriviamo. Professor Tattara, lei cosa ricorda di Luciani? Ma io ricordo la sua azione a Venezia e la chiusura della Federazione Universitari Cattolici, una chiusura a tutto campo e una incapacità di cogliere qualsiasi segno di progresso, di dinamicità, di rinnovamento nella vita della Chiesa. Ho una pessima ricordo. E della morte invece, quando non ha questa scomparsa così repentina dopo soli 33 giorni di... Questo non so proprio dire. Non si è fatto un'idea, o comunque non ha una sua opinione. Boato, vuol dire qualcosa? No, sì, ho visto continuamente riproporre i sospetti, però siccome non ha neanche senso lavorarci sopra, perché o ci sono un minimo di indicazioni precise oppure un infarto può sempre succedere. Allora, siccome tra una morte improvvisa tipo ictus o giù di lì e una morte provocata, possiamo inventare tutte le fiabe che vogliamo, ma mi pare che non valga neanche la pena. O qualcuno ha elementi seri di qualche tipo, oppure mi pare che diventa un puro gioco. No, Cacciari non voleva aggiungere, mi aveva fatto cenno. Era nemmeno battezzato, non me lo ricordo, non sono nemmeno battezzato, credo che sia una dei papi di potere pesante in che cui è vietato fare l'autopsia. È vietato fare l'autopsia? Sì, non vengono rimbalsamati immediatamente, c'è uno staff che viene incaricato. E l'altro aspetto di Papa Luciani è che stranamente abbiamo un altro Papa prima di lui che muore di infarto improvvisamente alla vigilia di un'enciclica importantissima. Siamo nel 39 sì, ed è Papa Ratti, Pio XI.
ha scritto un'enciclica che l'ha fatta costruire, l'ha fatta in un anno di lavoro, da un gesuita, che è padre Lafarge, che viveva in America, e scrive un grosso libro, un bel libro, che però non riesco più a trovare, nonostante anche su internet, sui libri, diciamo, sul razzismo in America, che non era molto più leggero di quello che succedeva in Germania. Era meno organizzato, era più spontaneo, la gente, insomma, ne aveva le tasche piene dei negri da sempre, e i negri erano considerati quello che... E anche poi... gli ebrei. Sì, ci sono delle lobby in America che si costituiscono perché poi sono migranti e quindi si organizzano. Ma a parte questo, al momento in cui hanno stampato 1000 copie del riassunto di questa enciclica e il Papa improvvisamente si ammala. Qual è la causa? C'è il cardinale Tisserand francese, che era molto contrario a una certa lobby del Vaticano, che naturalmente ne parla nel 1970 a Paris Match e accenna al fatto che lui doveva incontrare il Papa e non glielo fanno incontrare se non da morto. L'ultimo a vederlo è il professor Petacci, e diciamo che è un nome Papà. Che ricorda qualcosa, il padre, e quindi abbiamo capito. Giustamente lei diceva che il penultimo Papa, Benedetto XVI, si è ritirato in buon ordine perché non si sa mai, e ne sapeva abbastanza di queste cose, visto che poi a suo tempo fu trovato con la divisa delle SS in un campo di diciamo concentramento americano, che avevano preso, catturato tutti questi bei personaggi, e c'era dentro anche lui. Ma diciamo che poi diventando Papa si diventa anche santi. Invece qui avete due testimoni, Tullio Trivellato e me, perché a Venezia circa una dozzina d'anni fa c'è stato un convegno per ricordare Papa Luciani, e presente era il cardinale di Trieste di persona, che era il segretario di Papa Luciani. Quando lui andò a Roma, come premio lo mandò a Trieste a fare il vescovo, e c'era presente Giulio Andreotti, e diciamo che di Giulio Andreotti si può dire di tutto, meno che non dica quando parla, che non dica le cose come stanno. Allora, l'intervento del cardinale, del vescovo, è stato: mi ha mandato subito, appena arrivato a Roma, mi ha mandato una cartolina, è arrivata in vescovado, non me la davano perché tutti se la rubavano uno con l'altro. A un certo punto mi sono arrabbiato, dice: la cartolina è indirizzata a me, me la date. E c'era scritto: se questi credono che io sia sciocco, si sbagliano. Ma è più interessante l'intervento di Andreotti, ti ricordi? Quello che ha detto precisamente no, sinceramente. Fortuna che gli ho detto: punta la telecamera e la lasci accesa fino a che hanno finito di parlare, perché era un convegno particolare e si è dimenticato. Allora, cosa succede? Succede che lui sta tornando da Milano verso Roma. Con la Richard non c'erano i telefonini, con la Richard trasmittente lo chiamano e ci dice: c'è il patriarca di Venezia che ha bisogno di parlarle, e io ho fatto invertire la macchina, ho fatto il percorso della macchina e sono tornato a Venezia, perché ho detto: se chiama il patriarca di Venezia non si può fare a meno di interrompere qualsiasi cosa che si stia facendo. Ed è tornato a Venezia, e Luciani ha detto: Paolo VI mi ha dato un incarico, ma io non so come fare. Mi hanno incaricato di indagare sullo IOR, perché dentro sembra che ci sia un po' di problemi.
dice, ma non so a chi rivolgermi, lei sicuramente sa più di me, mi indichi 3 persone che mi possono dare una mano. E Andreotti gli indicò 3 persone e queste 3 persone fecero un faldone di non so quante pagine, fu consegnato a Paolo VI e anche Paolo VI, diciamo che dopo la morte di Moro se ne andò rapidamente. Quando Papa Luciani andò a Roma, la sua intenzione è di proseguire quello che era stato fatto da lui e da questi collaboratori per aggiustare la questione di oro, ma poi abbiamo saputo che come è andata a finire, su quella questione lì saltarono anche delle banche in Italia. Ecco, quindi detto da Andreotti direi che è non si dice esattamente l'esito perché morì, ma insomma ha messo avanti dei grandi sospetti sulla entità e la capacità di questo cardinale, di questo Papa nell'affrontare questo problema che al momento era molto grande. Bene, allora siamo andati anche oltre un po' il tempo dedicato alla pagina storica, però adesso, allora, grandi navi, turismo, Mose, come facciamo a salvare Venezia? Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.